Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 41esimo turno di Serie B-Win, in scena allo stadio del Duca di Ascoli, dove gli uomini di Silva ospitano il Crotone di Mister Drago. Padrone di casa caccia di 3 fondamentali punti in chiave salvezza. Il Crotone invece, dopo il successo con la Nocerina, ormai è salvo. È stato osservato un minuto di silenzio prima del match in memoria della giovane vittima dell'assurdo attentato di Brindisi. Il match tra Ascoli e Crotone è arbitrato da Ostinelli di Como. Sono gli ospiti a partire decisamente meglio dopo soli 15 minuti di gioco. Arriva il vantaggio firmato dal marocchino Essabr, primo gol in campionato per lui. Il marocchino classe 1989, in prestito dalla Juventus, si gira con il destro e sigla l'1-0. Minuto 21, calcio d'angolo di Parfait. Belez ci mette una mano. Rivediamo dal replay il bell'intervento di Belez. Calcio di punizione di Papavaigo, ancora Belez in calcio d'angolo. E proprio sul conseguente tiro dalla bandierina arriva l'1-1, firmato proprio dal senegalese. 14esimo gol in campionato per lui. Approfitta della mischia che si crea in mezzo all'area di rigore, proprio davanti ad un incolpevole, questa volta Belez. Arriva l'1-1 dopo 32 minuti. Minuto 36, bellissima l'azione dell'Ascoli in contropiede che porta alla conclusione di sinistro di Soncin, che però trova solo il palo. Minuto 43, incredibile errore di Belez, ma Papavaigo sciupa la personale doppietta. Minuto 45, il 2-1 dell'Ascoli arriva, e ancora su una grossa disattenzione generale della difesa del Crotone. Andrea Soncin, classe 78, ex Grosseto, a mettere il 2-1 in cascina, ma vediamo sia migliore che Belez, tutt'altro che impeccabili. Nel secondo tempo ancora il Crotone a partire decisamente meglio. Al minuto 7 ci prova Correia dalla distanza con il destro. Guarna mette il pallone in calcio d'angolo e sul conseguente tiro dalla bandierina arriva il 2-2 di Pettinari, lasciato tutto solo in mezzo all'area. Terzo gol in campionato per l'attaccante classe 92, in prestito dalla Roma. Minuto 13, c'è una percussione incontenibile centrale di Ciofani che Cucci lo stende e arriva il rosso diretto. E quindi il Crotone in 10 uomini dal 13esimo del secondo tempo. Altra grande occasione per l'Ascoli, sciupa in questa circostanza Papavaigo dopo aver superato in velocità Eramo. Ancora Vaigo, la risposta in prima intenzione di Belez. Poi ancora Belez su Falconieri, il portiere del Crotone riesce a liberare. Il gol dell'Ascoli arriva al minuto 37, doppietta personale per Papavaigo. Il cross è di Scalise. Il colpo di testa perentorio è del giocatore senegalese. 15esimo gol in campionato per lui. Ascoli avanti 3-2. Ancora Ascoli, Belez si salva in calcio d'angolo al minuto 42. Minuto 43 sul conseguente angolo, ancora Belez ci mette le mani. Finisce così, 3-2 per l'Ascoli che sale a 46 punti, a +1 sul Livorno vittorioso a Brescia. Saranno loro a giocarsene l'ultima giornata, la permanenza di Serie B-Win.